Ecco, qui passiamo invece ad un'altra iniziativa, ad un'altra attività che si è svolta venerdì 4 aprile, alla quale ho partecipato, ed è una delle prime iniziative di rilancio completo dell'attività del Siemen di Barcellona, che è un soggetto partner di Storia. Questa attività è un'attività che viene dopo l'Acte di commemorazione di Aurelio Argemì, di ricordo di Aurelio Argemì dell'1 aprile. Aurelio Argemì è il fondatore del Siemen, nonché il leader, il papa delle minoranze linguistiche e nazionali nel mondo, è colui che ha scritto la Dichiarazione dei diritti linguistici, che è diventata materiale di lavoro per le Nazioni Unite, con il supporto della Generalitat de Catalunya, ma in realtà con un grande lavoro anche collettivo del Siemen e in particolare di Aureli Argemì. Tra l'altro questa dichiarazione collettiva dei diritti linguistici, per certi versi, è una dichiarazione che sarà aggiornata anche da un'attività alla quale parteciperà il sottoscritto, guidata tra l'altro da un'altra conoscenza di storia, e cioè dalla professoressa Vincenta Tasa Fuster dell'Università di Valencia, co-direttrice della cattedra dei diritti linguistici dell'Università di Valencia. Ma veniamo a questa iniziativa: lingue minorizzate come lingue di eredità, come patrimonio culturale. E allora l'iniziativa si è tenuta dalle 9 alle 14 all'Università di Barcellona in Carrer de Corts Catalans, venerdì 4 di aprile, dalle ore 9 alle ore 14, e questa iniziativa ha avuto una presentazione da parte di David Fornies del Siemen, e una prima relazione anche di Monica Barrieras, che ha parlato della convivenza senza rinuncia alla diversità. Ha spiegato come la convivenza tra diverse lingue nei diversi territori è un elemento dal punto di vista sociolinguistico che non comporta conflitto. E c'è stata una prima tavola, ecco qui vediamo comunque la sessione, diciamo dalle 9:15 alle 10, dedicata alla relazione di Monica Barrieras del Gela. Poi c'è stata moderata da Maria Bardali, eccola qui, la vediamo direi sorridente, professoressa della facoltà di filologia dell'Università di Barcellona, che ospitava questa tavola rotonda, la vediamo qui a sinistra sorridente, che ha moderato la tavola rotonda. In questa tavola rotonda hanno parlato, diciamo, un rappresentante della lingua Amazic, Sara Berdaem, poi un rappresentante della lingua Fula, che ha 30 milioni di rappresentanti in Africa, in particolare riconosciuta in Senegal, e poi in Australia Sami Dusan, la minoranza del Punjab. Bene, terminiamo qui la prima parte di questa trasmissione, e vi lascio quindi alla
interruzione pubblicitaria per poi passare alla seconda parte.